Questo servizio è offerto da Fare, servizi integrati per l'impresa. Era il 25 febbraio 1867. Garibaldi entrava a Lendinara per la prima volta in visita alla famiglia Melchiori, ma quello fu solo il primo di tanti momenti che legarono l'eroe dei due mondi all'Atene del Polesine. Ed il 25 febbraio scorso la città ha voluto ripercorrere quei momenti tramite una rievocazione storica organizzata dall'Associazione Amici di Garibaldi, che si è svolta ai piedi del monumento dedicato all'eroe. Nell'occasione sono stati ricordati gli eventi e le persone che hanno legato indissolubilmente la storia lendinarese al Risorgimento italiano, tra cui i coniugi Alberto Mario e Jessie White, lui cronista delle gesta garibaldine, lei crocerossina tra le camicie rosse. Lo stretto legame tra il Polesine ed il Risorgimento è stato il tema centrale dell'intervento dell'assessore provinciale alla cultura Laura Negri. Oggi si celebra questo momento appunto della venuta di Garibaldi. Grazie al bicentenario dedicato a Garibaldi abbiamo potuto riscoprire però una ricchezza particolarmente significativa in Polesine, di tanti garibaldini, un po' in tutta la provincia, di tanti volontari che si sono messi al seguito appunto di Garibaldi, con questa idea dell'unità d'Italia, con questa idea patriottica. E quindi tanti valorosi che sono partiti di tutte le estrazioni sociali proprio per combattere questa guerra. Devo dire che questa idea del Polesine risorgimentale sta continuando un po' come esperienza dal punto di vista culturale, tanto più che sia le mostre dedicate a Garibaldi continuano a girare un po' in tutto il Polesine, sia si stanno preparando con entusiasmo anche le celebrazioni dedicate all'Unità d'Italia. Il sindaco Alessandro Ferlin, poi, ha anticipato la volontà di creare un centro studi sul Risorgimento polesano proprio a Lendinara. L'arrivo di Garibaldi, la rievocazione storica che da 4 anni i comuni di Lendinara assieme agli amici di Garibaldi stanno portando avanti è proprio per riscoprire la nostra storia locale fatta appunto di grandi personaggi che hanno contribuito alla pagina nazionale del Risorgimento, in particolar modo, come ho detto, Alberto Mario, le sue gesta che sono riprese in molti libri locali ma non solo e che hanno portato il nome di Lendinara nel contesto nazionale del Risorgimento. L'amministrazione è impegnata proprio in questi locali a riconvertire quello che è un vecchio palazzo storico, attualmente sede della biblioteca, in un centro culturale polifunzionale, polivalente, dove oltre alla biblioteca rinnovata agli archivi storici, nelle sale nobiliari del Palazzo Primo, l'idea e l'auspicio è quello di creare il Museo del Risorgimento in Polesine. Tutte le iniziative che abbiamo fatto in questi anni vanno a supportare questa idea e ci auguriamo a concretizzarla nei prossimi anni. Al termine della rievocazione, le autorità ed il presidente dell'Associazione Amici di Garibaldi, Egidio Ignoletto, hanno introdotto il professor Paolo Borghi, che ha spiegato al numeroso pubblico presente il ruolo dei cantastorie e dei burattini nel diffondere le gesta risorgimentali e garibaldine. Quest'anno, infatti, alla rievocazione storica è stata associata la mostra I burattini raccontano, organizzata dall'Auser Territoriale Polesine, interamente costruita intorno ad opere di uno dei più apprezzati burattinai dell'Ottocento, il lendinarese Antonio Saccomani. Le manifestazioni legate all'Endinara risorgimentale, che si svolgono da 4 anni a questa parte tra febbraio e giugno, sono organizzate dal Comune di Lendinara, dall'Associazione Amici di Garibaldi, dalla Provincia di Rovigo, dalla Regione Veneto, dalla Fondazione Banca del Monte di Rovigo, dalla Cooperativa Turismo e Cultura, dal Teatro Amico di Fratta Polesine e dall'Auser Territoriale Polesine Onlus.